Possiamo dire che Zaia e Rubinato sarebbero quasi una coppia di fatto. Cioè, una coppia di fatto, ma Dio, patria e famiglia. No, altre famiglie io non le conosco. Non piacerà ai democratici e forse nemmeno alla Lega, ma sull'autonomia Gentilini ha già stabilito che per il bene del Veneto gli antagonisti devono convivere e collaborare insieme. Soprattutto su un tema fondamentale come l'autonomia, dove l'onorevole Rubinato più volte è stata richiamata dal suo partito, con qualche voce che l'ha definita più leghista dei leghisti. Un onore è manco a dirlo per lo sceriffo di Treviso. E essere sempre in mezzo al popolo. Mi spiace che sia di un'altra corrente, ma ricordati Rubinato, io ti aspetto al varco. Sei una leghista più di tanti leghisti. Due stili diversi per lo stesso obiettivo, con un governatore determinato a chiedere tutto subito e l'onorevole forse più realista sugli inghippi romani che suggerisce di scalare una per uno le competenze e i relativi soldi trattenuti dal Veneto. Credo che la Rubinato e Luca Zaia siano due figli gemelli, due gemelli. Tutti e due hanno gli stessi ideali, l'autonomia, modo diverso da conquistarla, ma credo che siano tutti e due che vogliono portare in auge il popolo veneto e per questo bisogna combattere e vincere.